Nell'estate 2018 tinteggiarono alcune aule dell'Istituto per Geometri Belzoni. In quella del 19 del Liceo Nievo, quest'anno, alcuni detenuti del Due Palazzi di Padova daranno una rinfrescata alle pareti di alcune classi del Liceo Eugenio Curiel all'Arcella. Provincia, casa di reclusione e l'associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari hanno rinnovato l'accordo per consentire ai detenuti di fare lavori di tinteggiatura e piccola manutenzione negli edifici scolastici di competenza provinciale. Ci sono dei percorsi rieducativi che fanno sì che la persona che ha commesso reato possa nel tempo aspirare ad ambiti graduali di libertà, come per esempio i permessi premio o come per esempio queste progettualità nuove di pubblica utilità che sono state inserite anche nell'ordinamento penitenziario. La direzione del carcere sceglierà i detenuti idonei tra volontari e su un programma valutato dal magistrato di sorveglianza, che è l'autorità che concede ai carcerati di uscire per andare a lavorare. È un segnale che vogliamo dare, che abbiamo in questi anni riportato, di solidarietà, anche di rigenerazione delle opportunità, la collaborazione col carcere. Secondo me è un bel gesto, un significativo esempio di come si possa collaborare e dare anche una speranza e un esempio ai nostri ragazzi, oltre che alla popolazione carceraria. Al Liceo Curiel i primi colpi di pennello e di rullo dei detenuti sono in calendario per metà luglio. Toccante il ricordo di quanto raccontato l'anno scorso dall'imbianchino Salvatore ai volontari carcerari. Ad ogni pennellata pensavo a mio figlio che fa le superiori, disse. L'ho fatto anche per lui.